Stradionali di Castellana Sigola, prima sfida dell'anno, prima sfida interna per la formazione madonita di mister Grimaudo, che ospita nella 17ª giornata il campionato di eccellenza siciliana per il girone alla formazione del Castellammare 1994, appaiate a quota 28 punti in classifica le due formazioni quest'oggi posta in palio doppia. Medesimo infatti il ruolino di marcia per la compagine blaugrana con 8 vittorie all'attivo, 4 pareggi e 4 sconfitte. Fischietto affidato al signor Andrea De Francesco della sezione di Messina, coadiuvato da Torre di Barcellona e Gugliandolo, anch'esso della sezione di Messina. Un'occhiata al cronometro per il signor De Francesco e si può partire. Le retrovie con questo palleggio la compagine del Geraci, qui esce bene dal pressing, prova a lanciare Sagnoni in verticale, Sanyong si presenta a tu per tu, Sanyong atterrato, non c'è nulla per il direttore di gara, sembrava invece piuttosto evidente la trattenuta da parte del centrale difensivo della compagine ospite. Solito gioco di coppia in area di rigore, decide di appoggiare corto per Lobue, palla sul secondo palo, pericolosamente si avventa a pochi metri dalla porta il numero 6, se non andiamo errati, Barone, sempre in orizzontale da Bognanni, qui non riesce a gestire la sfera e allora attenzione perché si lancia verso la posta di Sesai, il numero 9 maltese, che parata, un balzo felino di Lamin Sesai, delicata con l'esterno, riesce a innescare un'ottima offensiva. Sanyong per Grimaudo, Grimaudo si prosegue, Grimaudo si alza in netto ritardo. La bandierina del primo assistente del direttore di gara De Francesco. Di questo sabato ancora fermo il risultato sullo 0-0 tra Cus Palermo e San Cataldese. Qui attenzione però all'offensiva da parte del Castellammare, con l'azione insistita da parte di Messina che vinceva 2 rimpalli, andandosi a giocare un posto nella griglia playoff. Occhio a Sanyong che fa tutto da solo, allarga per De Maria, prova il destro a giro, l'esterno di mister Grimaudo, non riuscendo però a centrare il bersaglio grosso, riesce quantomeno a mantenere il pressing offensivo compagni di mister Grimaudo. Arriva però il duplice fischio del direttore di gara De Francesco, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-0. Ha inizio in questo momento il secondo tempo della sfida tra Geraci e Castellammare. Tarantino a sinistra va profondo proprio dal numero 3 Rosario Chiazzese, Tarantino corre veloce, mette dentro per Sanyong, il vantaggio del Geraci come un fulmine a ciel sereno, azione magistrale degli uomini di mister Claudio Grimaudo con il lancio profondo per l'inserimento di Tarantino che da fondo campo disegnava una parabola dolce e delicata che andava a spegnersi sulla testa di Sanyong, con gli uomini di mister Sebbi Catania in vantaggio per 1-0 sin qui. Qui intanto la sventagliata di Serio per Grimaudo, che gol di Alessio Grimaudo, la quinta rete stagionale, uno dei pochi palloni a disposizione del numero 11, con una sassata ha battuto l'omonimo estremo difensore avversario, facendo Geraci 2 Castellammare 0. Il fischietto messinese De Francesco. In questo momento rincorsa di Messina che va sotto la barriera, cerca la soluzione di furbizia il numero 4, comodamente accompagna il pallone con lo sguardo Sesai. Di Maria può lanciarsi in campo aperto, allora Serio che ha un po' di spazio, Serio, palla messa dentro per Velardi, il miracolo da parte di Grimaudo. Nei 6.000 metri quadrati del comunale del Castellana Sigola, Michele Di Maggio lasciare spazio a Sergio Cucchiara, aveva chiamato a sé solo Di Maria per dargli qualche indicazione. Ancora una volta si fa trovare pronta alla retroguardia blaugrana, qui Serio con un gioco di prestigio va via 2 avversari giocando con la suola. Pronta esce Grimaudo, autore del gol del 2-0, pronto a fare il suo ingresso in campo Giovanni Marsala del numero 2, prova ad andare ancora da Cucchiara che fa la sponda ancora per Marsala, ottima trama offensiva del Geraci, attenzione però qui il palo a negare il gol del 3-0 a Giovanni Marsala con Cardinale, forse prova le ultime offensive a prova a disposizione la compagine di mister Mione, qui il buco della difesa blaugrana, e allora ha colpito Messina, ha accorciato le distanze il Castellammare sfruttando un misunderstanding tra Bisogno e Mar. Il giovane Ferrera se la cava bene, riuscendo anche a innescare Bognanni, ha un po' di spazio davanti a sé, colpo di esterno andando a lanciare in porta il numero 17 Giovanni Marsala, Marsala tu per tu con Grimaudo, Marsala la chiude lui, Giovanni Marsala sulla sventagliata di esterno di Simone Bognanni, rientrata la paura tra le fila madonite che stavano gettando al vento una partita sin qui dominata. La
chiusa però Giovanni Marsala sfruttando al meglio questo contropiede. Ancora con Serio che potrebbe penetrare in area di rigore, palla sul secondo palo. Qui però ancora una volta Velardi si è divorato il colpo del KO. Marcatura uomo in area di rigore, va a Messina, interessante la sua parabola sul secondo palo. Il salvataggio di Serio sul primo tentativo di Maltese, che poi prova anche ad avvitarsi in bicicletta. Arriva ora il triplice fischio, il Geraci torna alla vittoria, secondo successo consecutivo, torna alla vittoria interna qui al comunale di Castellana Sigula, regolando per 3-1 il Castellammare della graduatoria. Un ringraziamento allora amici appassionati, a tutti voi che ci avete ascoltato per questo sabato pomeriggio, ci avete fatto compagnia per questa live, al nostro Angelo Cantaro per il suo prezioso contributo alla ripresa come al solito. Un saluto allora da Claudio Costanzo, amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.